Questo programma è offerto da Kairos, l'orologiaio del corso. Corso Umberto I, 255, Casalnuovo, Napoli. Graphic Art. Grafiche a 360 gradi. Corso Umberto 251, Casalnuovo, Napoli. Biagio Barone, service e produzioni audio e video. www.biagiobarone.it. Fiesta Loca Television. Amici di Fiesta Loca, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi ci occupiamo di un evento di beneficenza, Palla al Centro per l'Autismo. Con noi tanti amici, vediamo insieme chi sono in questa nuova puntata. Fiesta Loca Television. Fiesta Loca Television. Siamo con la presidente dell'associazione. Salve e benvenuto su Fiesta Loca. Buonasera a tutti. Allora, ci spieghi un po' cos'è l'associazione Emotivamente? Emotivamente è un'associazione di genitori di ragazzi affetti da autismo e da altre disabilità mentali. Nasciamo con l'intento di voler far sorgere un centro socioeducativo per poter portare avanti progetti atti a migliorare soprattutto la loro qualità di vita. Questo evento di stasera nasce per fare solidarietà, per far sì che Emotivamente venga conosciuta, per poter prendere fondi e cominciare a fare dei progetti per dare a questi ragazzi un sorriso. Quindi per dare voce a chi voce non ne ha. Per dare voce a chi voce non ne ha, ma soprattutto per difendere i loro diritti. Chi vogliamo ringraziare per questo evento? Ringraziamo innanzitutto il pubblico che è venuto, ringraziamo l'esercito, ringraziamo le istituzioni locali nella persona del sindaco, dell'assessore allo sport e dell'assessore alle politiche sociali. Ringraziamo tutti i VIP che hanno fatto sì che le persone venissero. Ciccio Montervino in primis, l'ex capitano del Napoli, che devo dire è stato lui che per primo ha accettato il mio invito e attraverso lui siamo arrivati qui, siamo arrivati a Rosario Miraggio, siamo arrivati a tutti gli ex colleghi e tutti. Ciccio Montervino ha un cuore immenso. Allora, noi invece ringraziamo Anna Maria e vediamo il prossimo intervista. Fiesta Loca Television. Qui al campo sportivo di Casalnuovo incontriamo il sindaco di Casalnuovo. Salve e benvenuto su Fiesta Loca. Salve a tutti, complimenti. Allora Massimo, come è nata l'idea di questa partita? Stasera succede una cosa meravigliosa, la sinergia tra istituzione, esercito e associazioni, mondo del volontariato ha creato questo bellissimo evento che è dedicato soprattutto ai nostri ragazzi, figli, fratelli, ragazzi come noi che realmente stasera possono avere una serata diversa e realmente stasera capiamo che cosa significa fare volontariato, assistere, vivere nel sociale. È bello che accada a Casalnuovo e è bello soprattutto che accada con tante persone che tutte quante vogliono veramente dare il massimo e il proprio contributo. Un grande evento per Casalnuovo che si accoda a tutti gli altri eventi che ci sono stati, la settimana della cultura e tutti gli altri.
Certo, ovviamente si vede in città proprio che si ravviva un nuovo modo di porsi alle persone, alla gente, un nuovo modo di fare cultura, un nuovo modo di fare iniziative, manifestazioni, spettacoli, che è quello del contatto e dell'iniziativa continua. Credo che il cambiamento che ci auspicavamo si sta realizzando nei fatti, nelle iniziative e nelle tantissime cose che mettiamo in campo. Quindi scendere di più insieme al popolo. Certo, è stato il motivo per cui la città ha scelto noi ed è il motivo per cui ed è lo stesso motivo che ci porta a fare le nostre tantissime iniziative. Abbiamo ancora una in campo, l'ultima, quella là, lunedì per esempio faremo qua un'altra iniziativa sulla legalità e soprattutto poi il 28 sabato con il villaggio del riciclo inaugureremo l'isola ecologica più grande della Campania con l'annesso parco urbano, qualcosa di meraviglioso, vedrete, vi aspetto tutti. Quindi ci diamo appuntamento ai prossimi eventi qui a Casalnuovo. Ringraziamo Massimo e vediamo il prossimo. Vai. Fiesta Loca Television. Anche Rosario Miraggio, ciao e benvenuto su Fiesta Loca. Buonasera a tutti e per me è sempre un piacere poter partecipare a queste manifestazioni, è importante sensibilizzare le persone e comunque dare un sostegno. Vuoi mandare un messaggio a tutte le persone? Ma no, il mio messaggio è solo essere sempre disponibili verso il prossimo, come lo siamo stati anche noi oggi, ma ovviamente senza alcun tipo di sforzo, anzi ripeto, per quanto mi riguarda è veramente un piacere. Un saluto agli amici di Fiesta Loca. Un bacio forte a tutti voi, ciao. Fiesta Loca Television. Cerimoniere di questo evento Gigio Rosa, salve e benvenuto su Fiesta Loca. Ciao e un saluto a voi, grazie ragazzi. Direttamente da Radio Marta, abbiamo fatto la diretta qui. Come mai sei qui per l'autismo? Sì, insomma è una causa importante, molti non sanno che di autismo è importante soprattutto parlarne, molto più che contribuire, quindi più se ne parla meglio è, più si comprendono i genitori dei ragazzi autistici meglio è, le famiglie dei ragazzi autistici hanno tutte un sogno da realizzare e bisogna aiutarle a realizzarlo ed è quello di costruire delle strutture, delle organizzazioni che possano consentire ai ragazzi di avere un futuro sereno anche quando i genitori non potranno più aiutarli, non potranno più sostenerli. Quindi dare una voce a chi voce non ne ha. Sì, fondamentalmente sì, ma soprattutto la voce devono averla le famiglie dei ragazzi autistici. Fiesta Loca Television. Direttamente da Rai 2, qui su Fiesta Loca Television, Rosario Morra, Gigi Rossa. Ciao, buonasera, direttamente da In campo con noi uno spettacolo comico che ho fatto ridere per come ho giocato. Vabbè, un po' di sport misto alla comicità. Infatti sono un calciatore. Allora, come mai ti trovi qui? Cos'è questa partita? Ma abbiamo fatto questa partita per questa associazione. Emotivamente? Sì, per sensibilizzare insomma tutte le persone. Ed è una cosa giusta da fare, è una festa, va vista anche e soprattutto come una festa per tutti questi ragazzi. Abbiamo cercato di strappare un sorriso giocando e non solo. Allora, cosa vuoi ricordare? Voglio sicuramente salutare Massimo, queste puntate saranno all'insegna, saranno delle feste dedicate a Massimo. Quindi si ripeterà un omaggio a Massimo come abbiamo fatto nelle Non lo sappiamo ancora, martedì abbiamo fatto questo omaggio insieme a Peppe, le altre due, se non dovessimo fare un omaggio, comunque sono tutte puntate dedicate a Massimo, saranno una festa per lui. Fiesta Loca Television. No, nasce dall'invito del presidente Anna Maria Chianese di fare un'iniziativa per i ragazzi autistici e quando c'è da fare un po' di solidarietà e beneficenza credo di essere sempre pronto a dare un contributo e così è nata questa iniziativa che per fortuna è venuta bene, accompagnata anche dall'esercito, dalla fanfara, quindi siamo contenti, abbiamo fatto una cosa buona. È riuscito un grande evento. Il calcio come sta andando? La partita? Ma sì, dai, ci divertiamo, no? Soltanto non ce la facciamo più ormai a correre, quindi va bene qua. Oramai sono passati anni. Sì, ormai sì, ora facciamo cogliere quelli giovani. Allora ringraziamo Francesco e vediamo il prossimo. Vai. Fiesta Loca Television. Grazie a tutti per l'attenzione, non ci resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata.
Fiesta Loca Television. Questo programma è offerto da Kairos, l'orologiaio del corso. Corso Umberto I, 255, Casalnuovo, Napoli. Graphic Art. Grafiche a 360 gradi. Corso Umberto 251, Casalnuovo, Napoli. Biagio Barone, service e produzioni audio e video. www.biagiobarone.it